Ulione e i suoi associati, Bulpina, Asinus, Lionis e Acabra, avevano formato una società a responsabilità limitata. Tutti saranno in comune, uno con tutti, tutti con uno. Faccende e magnoscola a spartizione uguale, ognuna la sua, frutti, erbacei, legumi o carne animale. Bulpina, che aveva posto una trappola geniale, annunciò un giorno agli associati a presa un segnale. Lione in la grotta leonesca l'ha cariato, in 4 parti belle uguali l'ha spizzato. Amica associati, qui è a mia paura ragione che mi chiamo Lione. A seconda viene a me posto che sorre, a terza di no, perché fino alla morte sono io più forte. E a quarta avevo piglio i miei cugini, perché se uno di voi la tocca lo faccio a tagliarine. Moralità. Un peccatone di Ulione in sa storia di spartizione e che ha fatto 4 parti uguali un rutto sapendo all'avanzo che lo sapeva mangiare tutto. Un lupo e un cane. In foresta di Vizzavona un lupo puzzicoso mugliava di fame, sfiancato e musinoso. Era tanto spennato che l'ulupone che pareva sul titolo un campo di concentrazione. Scontrò un cane con un bello pelo liscio e l'accanto pareva un stoccaficio. La variarato gli era intata per metterla a male, ma come attaccasse a un simile animale. Fece come un candidato che può riscontro di una lettora in apposta a buttarli contro. Un c'è malo c'è cane, voi sì che ci battite tutti, avete certe cose che parlano presutti. Bisogna travagliare per mangiare i stecchi. Tu vai a spasso, ma intanto mangia stecchi. Ora il lupo pensava, se ti avessi arrestito in un tovaglio, a te ulierei la teoria del travaglio. Ma la poi a spiegare a suo cane tanto astuto a quale forza sto progetto non sarebbe piaciuto. Travaglieria con te, ma che si faccia? Poche cose. Fa che un padrone abbia la sua pace, un muglio ogni tanto morsica all'occasione, abbaggiare contro me in tempo la lezione, alza la gamba a tutte le mani e la porta di Pasquale che ci avuto contro per il Consiglio Generale. Ma chi è? Fammi vedere appena. Non è nulla, è la marca della catena. La catena? Questo è uno strumento poco come carba, allora non si può correre da rete all'agnelli dell'arba. Correre non si può, ma bisogno non ce n'è. Chi balla a correre quando la magnoscola c'è? So chiacchiere, se non si può correre per stimmazioni, un mi interessa li rivende i padroni. E incatenato, so che sono satanasso, a bere Giorgio cane e me ne va a spasso. Signor Lupo scappò, con poco sangue e le vene, come spaventato dall'ombra di catene. Moralità. Un poeta canta la libertà, ma pensate questa la verità. A sterpa di lupi è spinto oramai e quella dei cani è più fiorita che mai. Cavalleria paesana. A predica di augurato. Cari parrocchiani, domenica prossima Monsignore ci farà l'onore di venire nel nostro paese per l'inaugurazione di un campanile. L'arco di trionfo sarà montato faccia alla casa di Don Santo Falcone, che ci farà è lui piacere di sbarazzare quelli luoghi di carchi di mucci, di eregne e di tutta quella farraglia con non così bello spettacolo. Sarete presenti a tagliupare che non si ma a risa e le donne poco fardate la maschera di carnavale. E zitillette di ugore si sforzeranno di cantare giusto, poi una volta ne farà male. L'uomo cercherete di cacciare un cappello in capo, con i pochi volete vecchiorato. I zitelli tineranno in mano 2 bandiere bianche scritte e viva Monsignore, con 2 bandiere, una in ogni mano, non ci sarà pensiero di venerdì lo naso. Quando è peso a mano, brionarete tutti insieme e viva Monsignore, ma mica quale stessa intonazione che vivo Omeri.
uguale Merri sarà presente, con la sciarpa cinta, entondato da tutto il consiglio municipale che poi una volta sarà riunito completo. Quando il Monsignore presenta l'anello a Bacia, inutile di precipittarsi, di imbeste e di fraiarsi, con il pardone episcopale non è mica la questione di vitezza. Un discorso vescovo sarà detto da Anna Maria. Se all'ultimo momento Anna Maria si scorda il suo complimento, non va a cattagesi, che Monsignore l'Ave Maria la conosce forse meglio che a me. Vi raccomando di tenere i vostri agari e i vostri sumeri liati fuori da paese. Un sumere a bello che è un animale di Dio, un sorron con fare una così bella figura in una cerimonia sacra. Mi ricerete, anche San Giuseppe ha avuto bisogno di un sumere, ma era un loro deserto e non c'era un questo che la faccia caso. Sabato venirete tutti a confessarvi. Domenica mattina, comunione generale, per cui vescovo vi trovi tutti scialbati di fresco. Non fate tanti peccati e non perdite di vista chi spara di giustizia di Dio spacca un capello in 4, in 8 e anche in 100. È più acuta che la lingua di certe comare che non spostano mai e che faranno meglio a occuparsi della sua ucata e dei suoi piatti, mica ne metto vi sbiglio un paese con i suoi recapiti, a me così sia.